E si è certamente a rischio chiusura. Abbiamo subito avuto un calo proprio dall'interruzione del passaggio delle macchine. E si parla anche del 40-50%. Profumeria di Via Campana a Treviso è una delle tante voci raccolte tra i commercianti della ZTL che denunciano di chiudere l'attività, come la telefonia di Via Municipio e i negozi accanto di accessori per la casa. Noi siamo uno dei tanti negozi che stanno optando per altre zone, perché oggettivamente è stata chiusa la strada, ma a fronte di zero iniziative, perché comunque questa è una via che è totalmente esclusa da qualsiasi attività che viene programmata dalla Giunta. In crisi per effetto della ZTL anche l'ufficio postale di Via Dolfin. Da un anno a questa parte la clientela è diminuita del 30%, cioè da quando, ad agosto scorso, è entrata in vigore la zona a traffico limitato. Le utenze più in sofferenza, quelle dei pensionati, che hanno preferito chiudere il conto e aprirlo in una zona facilmente raggiungibile tanto in auto quanto in pullman, dicono dall'ente Poste. Guardate fuori e quindi vedete quanta gente c'è. Treviso è veramente morta. Non c'è gente in città, qualche straniero, ma rarissimo. A fine mese chiude anche il negozio di abbigliamento e calzature di via Santa Margherita con la titolare Evelina che dopo 8 anni cede l'attività. A chi serve? A Manildo, a Grigoletto? Beati loro. Se credono che la pedonalizzazione sia un qualcosa in più, vengano a lavorare al posto mio, io vado a fare il vice sindaco. Prendo i soldini senza far niente.